Non si è fermata, non ha esitato un secondo. Quando ha visto quell'uomo uscire di corsa dal negozio di via Gorizia a Padova, con due borse sottratte dalla vetrina, la commessa ha fatto una cosa semplice, istintiva e tutt'altro che scontata. Lo ha inseguito. È successo giovedì scorso. Un 47enne originario di Sava, in provincia di Taranto, è entrato nel negozio in centro città insieme ad un complice. I due hanno rubato due borse direttamente dalla vetrina e si sono dati alla fuga. Ma lei è lì, li vede e parte. Inseguendo il ladro, la donna ha chiamato il 112 che immediatamente ha inviato una pattuglia. Intanto per strada la caccia continua, alcuni passanti riescono a bloccare il fuggitivo che però riesce a fuggire nuovamente. Ma la commessa non molla, lo tallona ancora e altri cittadini intervengono di nuovo, fermandolo una seconda volta. È a quel punto che arrivano i carabinieri, stavolta non c'è via d'uscita. Le borse, del valore di 548 euro, vengono recuperate e restituite al negozio. Il 47enne, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato con l'accusa di rapina impropria. Il giudice ha convalidato l'arresto e disposto il divieto di dimora nel comune di Padova.